Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno Carlo, a te la linea. Pronto? Sì, Carlo, sei in linea. Eccomi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Pronto? Sì, ti sentiamo, prego. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Allora, questo pomeriggio volevo trattare l'argomento relativo, diciamo, all'omicidio di Borsellino e della sua scorta, agganciando alcuni eventi che lo avevano preceduto e alcuni eventi che lo hanno poi succeduto. Allora, brevemente ricordiamo che Paolo Borsellino era il giudice che indagava insieme al suo amico e collega Giovanni Falcone sugli appalti e la mafia. Indagare sugli appalti e la mafia vuol dire indagare sull'aspetto che riguardava l'assegnazione degli appalti molto ricchi ovviamente. E questa assegnazione voleva dire, osservare questa assegnazione voleva dire stare attenti che nell'assegnazione tutto fosse coerente con diciamo le regole dell'economia, di un'economia trasparente e corretta, e che non ci fossero forzature che facessero finire quegli appalti verso la mafia o amici dei mafiosi. Quindi Falcone e Borsellino stavano indagando in questo senso. Carlo, scusami, ti interrompo per dirti che c'è anche Mimmo in linea. Sì, grazie. Buongiorno Carlo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Libertà e in particolar modo dello Spazio Più. Carlo, l'hai dato il numero della diretta? Tante volte Scarpinato o qualcun altro si volesse collegare per avere il diritto di replica? No? No, fallo pure tu Mimmo, grazie. Allora lo do io. Allora, caro senatore Scarpinato e tutti gli altri che verrete nominati durante la trasmissione di oggi, potete replicare, avete il diritto di replica, potete appunto chiamare direttamente, ci potete chiamare direttamente anche nel corso della trasmissione, anzi sarebbe bello che voi vi facesse sentire nel corso della trasmissione, potete chiamare allo 02 92 94 72 22, ripeto 02 92 94 72 22. Ecco, e se invece appunto se non ci riuscite potete chiamare anche a trasmissione terminata e potete lasciare letto appunto alla regia, insomma, segreteria. Prego Carlo, prosegui. Ecco, sì, allora avevo appena iniziato appunto dicendo su che cosa stavano indagando Falcone e Borsellino e se a me pare logico ed evidente, credo che appaia a tutti logico ed evidente che il motivo per cui loro poi sono stati ammazzati entrambi era per questo tipo di indagine, perché stavano indagando appunto sulla regolarità dell'assegnazione degli appalti, di questi appalti. Questa diciamo è lo scenario generale dove arriveremo a un certo punto, però volevo fare ancora un passo indietro e partire per esempio da quella, perché poi si capiscono molte logiche con questo passo, partire da quella che fu diciamo la scoperta del sistema Palamara. Palamara, lo ricordiamo, era un rappresentante dei giudici dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi l'associazione più potente, e nell'associazione che possiamo definire tranquillamente di sinistra, perché non era solo mica magistratura democratica l'associazione di sinistra. Prova ne abbiamo, per esempio, quando nell'ottobre
del 2025 Sigfrido Ranucci si presentò alla riunione dell'Associazione Nazionale Magistrati nell'aula magna della Cassazione, quindi anche la location, il posto dove avvenne questa cosa è importante. Quando Ranucci si presentò in quest'aula magna di fronte all'Associazione Nazionale Magistrati che era lì riunita, ci fu un'ovazione nei confronti di Ranucci. Quindi questo dimostra che tutta quell'associazione, oltre all'Associazione di Magistratura Democratica, era un'associazione molto favorevole a personaggi come Ranucci. Quindi detto questo, diciamo, il sistema Palamara, che era un membro molto influente della CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura. Ricordiamo brevemente anche i poteri del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura decide sui concorsi, quindi decide quali sono i magistrati buoni da assumere, e sulle promozioni dei magistrati, quindi quali sono i magistrati da premiare, e sulle penalizzazioni dei magistrati se hanno fatto qualcosa di molto sbagliato. E sappiamo tutti che c'è la polemica che praticamente sembra che i magistrati non sbaglino mai, perché con questo sistema per il quale loro si autogiudicano, fatalmente forse succede che giudichino sempre che va tutto bene, che viene fatto tutto per il verso giusto. Detto questo, nel momento in cui fu tirato fuori, a seguito di un'intercettazione in cui Palamara parlava con altri giudici, fu tirato fuori il metodo Palamara, e quindi si scoprì che c'era tutta una manipolazione, almeno sembrava tutta una manipolazione, e Palamara poi parlò ampiamente di questa manipolazione rispetto alle attività del Consiglio Superiore della Magistratura. C'è da dire, è apparso su vari organi, che 81 procuratori furono nominati col sistema Palamara. Quindi ci furono 81 procuratori, buoni o non buoni, non lo sappiamo, dell'Associazione Magistrati o di Magistratura Democratica, non lo sappiamo. Non sappiamo se rimase qualche piccolo spazio per procuratori che non erano vicini alla sinistra, però 81 furono nominati. La domanda è, ancora oggi, di questi 81 procuratori, qualcuno ha fatto qualcosa? Cioè, è risultata comunque valida quella nomina? È una domanda che è molto importante, perché adesso poi parliamo di tanti procuratori, quindi io non so se gli 81 procuratori erano effettivamente stati nominati col sistema Palamara, come è apparso in tantissimi organi di stampa e televisivi e su tantissimi social. Però se così fosse, vuol dire che ci sono 81 procuratori in giro nominati con quel sistema. Questo lo dico perché c'è stato un procuratore che è molto importante, che è il procuratore Gratteri, che è un procuratore campione anche lui dell'antimafia, particolarmente quella calabrese, o perlomeno presunto tale, il quale prima del referendum, quello che andremo a dire tocca molto il referendum sulla giustizia, prima del referendum, io non ho avuto la fortuna di ascoltarlo direttamente, ma anche qui molti organi di stampa hanno riferito che prima del referendum disse la frase che chi votava a favore del referendum votava come avrebbero votato i mafiosi. Non disse che erano mafiosi, ma votava come avrebbero votato i mafiosi.
Però detta così è come dire, se voti sì stai aiutando, sei anche tu uno che aiuta la mafia. Almeno io l'ho interpretata così. Se non fosse così, anche Gratteri può chiamare e dire no, intendevo un'altra cosa. Detto questo, è abbastanza stupefacente. Guardate che tutta questa questione, come abbiamo detto la volta scorsa, ha del surreale, perché ci sono delle situazioni stupefacenti. È stupefacente che durante la campagna, referendaria, nessuno abbia ricordato al procuratore Gratteri le nomine avvenute con il sistema Palamara. Ed è già la prima enorme stranezza. Tutti zitti sull'argomento. La seconda enorme stranezza, e qui già arriviamo all'omicidio di Paolo Borsellino della sua scorta, e di conseguenza dobbiamo per forza allacciare anche l'omicidio di Falcone, avvenuto neanche un mese prima. Arriviamo all'omicidio di Borsellino, dove un gruppo di procuratori, che a questo punto definirei di sinistra, alcuni sicuramente sono di sinistra come Scarpinato, poi è diventato un senatore del Movimento 5 Stelle, un gruppo di procuratori di sinistra decide di bloccare le indagini di Borsellino. Quindi era appena morto Falcone, era saltato per aria. 5 giorni prima che saltasse per aria anche Borsellino, un gruppo di procuratori blocca le indagini che stava facendo Borsellino, chiedendo l'archiviazione. Non si capisce se Borsellino viene avvertito o meno, sembra quasi molto più probabile che non venga avvertito Borsellino di questo blocco. Fatto sta che Borsellino se ne frega, continua a indagare tranquillamente sugli appalti, preleva un fascicolo riguardante un omicidio di un imprenditore proprio nell'ambito dell'indagine mafia appalti, il giorno prima di essere ucciso, e il giorno dopo salta per aria con la sua scorta. A questo punto abbiamo detto, la prima domanda è da fare a Gratteri e a tutti quelli come lui era nell'ambito della campagna referendaria. Ma scusate, abbiamo detto, la prima domanda, gli 81 procuratori sono ancora in circolazione, è tutto regolare, va tutto bene? La seconda domanda da fare era, ma chi ha voluto bloccare l'indagine di Borsellino? Era qualcuno che faceva un favore o un dispiacere alla mafia? Siccome Gratteri ha detto se votate sì votate come i mafiosi, a questo punto la domanda viene spontanea. Chi ha votato per bloccare le indagini, i procuratori di sinistra che hanno votato per bloccare l'indagine di Borsellino, hanno fatto una cosa che piaceva o una cosa che non piaceva alla mafia? Scusatemi il linguaggio molto piano, che cerca di spiegare e far capire il più possibile. La domanda è pesante, è una domanda pesante, perché Borsellino ci muore per quelle indagini. Dopo che era morto il suo amico e collega, ci muoiono per i ragazzi giovani della scorta, e nessuno durante la campagna referendaria salta fuori a dire: scusate, ma voi avete bloccato Borsellino e il CSM non si capisce come si è comportato nei confronti di questi giudici, di questi procuratori
che hanno bloccato Borsellino. Perché di fronte all'accusa che se voti sì, voti come i mafiosi, nessuno ha replicato dicendo queste cose quando Gratteri ha detto quella cosa? È surreale, perché ha in mano una potente logica, una potente risposta e non la usi. Non è stata usata di fatto. La cosa ancora più assurda è che di questi fatti si sapeva dal 1999. Non è una cosa che viene fuori adesso. Adesso la stiamo dicendo noi perché nessuno la dice e quindi abbiamo iniziato a dirla noi. Però è una cosa che si sapeva dal 1999 perché il ministro Mancuso del governo Berlusconi l'aveva già portata a conoscenza, aveva già sollevato grandi obiezioni su questa cosa qua. E uno dice, vabbè, ma è roba passata. No, è roba ancora irrisolta. È ancora irrisolta. Tant'è che il GIP di Caltanissetta, Luparello, ha chiesto la prosecuzione delle indagini e la Cassazione ha ordinato la prosecuzione delle indagini, tra l'altro coinvolgendo Paolo Bellini, finalmente direi, ha chiesto la prosecuzione delle indagini 10 giorni fa. Quindi non è una cosa così sconosciuta e passata di moda, è una cosa ancora molto fresca, perché nessuno sta ancora dicendo che il vero motivo dell'omicidio di Paolo Borsellino, e ovviamente anche quello del giudice Falcone, ma su Paolo Borsellino è stato perché lui indagava sugli appalti e la mafia tanto quanto stava indagando Falcone. Nessuno lo dice chiaro perché questo gruppo di procuratori di sinistra tira fuori delle argomentazioni veramente molto strane. Potrei dire Carlo anche Cassano, fumose. mi senti? Carlo? Sì, Mi senti? sì. Ascolta, vuoi spiegare chi è sto Paolo Bellini? Perché non tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori conoscono per filo e per segno queste persone, perciò noi ogni volta che facciamo una trasmissione, quando tiriamo fuori il nome dobbiamo spiegare chi è, se no praticamente la gente non capisce. Hai ragione, giusto. Scusatemi se vi interrompo, facciamo un attimo di pausa e poi ricominciate? Benissimo. Va bene, dai, vai, pubblicità. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo qui la linea. Sentiamo? Pronto? Eccomi Sì, pronto. prego, di nuovo eccomi voi la qui. linea. Sì, grazie. È sempre lo spazio più del martedì pomeriggio, trasmettiamo sempre da Radio Libertà e ripeto, chi ascoltando questa trasmissione ha qualche opinione divergente può tranquillamente chiamarci. Il numero della diretta è lo 02 92 94 72 22. Approfittate appunto di questa opportunità che noi diamo, che appunto noi facciamo intervenire gli ascoltatori senza filtri e né censure. Noi siamo veramente una radio sempre alla ricerca della verità, oltre che della libertà. La libertà appunto di poter prendere e raccontare quelli che sono i fatti e misfatti che da tanto colpiscono l'Italia. Ti avevo fatto la domanda di spiegarci, la richiesta di spiegare
agli ascoltatrici, Carlo, ho chiesto Paolo Bellini da dove spunta fuori e come lo collochiamo all'interno di quelle che sono queste indagini su questi fatti che hanno portato appunto alla morte prima di Falcone e poi del giudice Borsellino. Allora, intanto lui è stato collocato all'interno proprio recentemente da questa sentenza della Cassazione, doppia sentenza in questo senso, che chiedeva appunto di indagare su Paolo Bellini, su richiesta del GIP di Caltanissetta. Paolo Bellini sostanzialmente risulta essere il punto di unione, il personaggio che unisce le stragi, la strage di Capaci, quindi la prima delle due, con la strage di Bologna, perché Paolo Bellini è il criminale che è stato definitivamente condannato per la strage di Bologna. Allora, siccome Paolo Bellini veniva già tracciato varie volte in Sicilia, sia dal Tribunale di Firenze che dal Tribunale di Caltanissetta, come presente in Sicilia, come diciamo infiltrato in alcune cosche, c'è il dubbio che Paolo Bellini possa avere collaborato anche alla strage di Capaci. L'aspetto singolare è uno che Paolo Bellini all'inizio dell'accusa, dell'indagine, veniva fatto passare come un elemento proveniente dall'area fascista e in realtà sta sempre più invece sorgendo come figura appartenente all'area dei servizi segreti, in particolare del SISMI. C'è stata una recente un recente atto depositato al Tribunale di Roma. Ripeto, noi dobbiamo sempre spiegare, perché non tutte le cose che noi diciamo sono conosciute dalle persone. Calcola che ci sono giovani che non sanno manco che è accaduta la strage di Bologna, ma come non sanno nemmeno della strage di Via D'Amelio e della strage di Capaci, quelle in cui sono morti prima Falcone con sua moglie, un altro magistrato. Ricordiamo che appunto anche la moglie di Falcone è morta nella strage, e quella appunto che ha visto la morte appunto di Paolo Borsellino con tutti i ragazzi della scorta. Dobbiamo sempre spiegare che appunto noi siamo edotti di varie cose, ma la gente no. Perciò ti invito a essere molto più preciso. Sì, quindi Paolo Borsellino, chiaramente la strage di Bologna viene attribuita a una matrice fascista o neofascista, adesso non so quale si può preferire dei due termini, e che quindi questo Paolo Borsellino faceva parte di un gruppo di fascisti che opera questa strage, che lui è l'esecutore materiale della strage. Dopodiché, a seguito di queste affermazioni, viene fuori che Paolo Bellini non fa parte assolutamente di nessun gruppo fascista. E da dove spunta fuori allora questo Paolo Bellini? Spunta fuori da dichiarazioni di un agente del SISMI, Baratiri, a Firenze, per la strage dei Georgofili, e da un maresciallo dei carabinieri, autista del generale del ROS Mori, il quale dice: io conoscevo Paolo Bellini come maresciallo del SISMI, quindi non come fascista. Saltano fuori dei giornalisti di sinistra che portano delle prove al Fatto Quotidiano, in cui dicono che Paolo Bellini è tracciato anche negli Stati Uniti, dove aveva fatto un corso di pilotaggio in una base militare dell'esercito americano, e poi un ulteriore giornalista
della Gazzetta di Reggio Emilia, credo, traccia ancora Paolo Bellini come interlocutore del vice capo del Sismi di Bologna e fa nome e cognome. Adesso non ce l'ho sotto mano, ma lui in questo video, questo giornalista fa nome e cognome. Quindi Paolo Bellini sembra essere a tutti gli effetti un uomo dello Stato. Il Sismi è il servizio segreto della difesa e quindi è lo Stato italiano. E non è un servizio deviato come lo si definiva un tempo. Lui sembra essere un personaggio a tutti gli effetti arruolato nel Sismi. E Tempesta, il maresciallo Tempesta, ripetiamo, ex autista del generale Mori dei Carabinieri, dice che questo Bellini, tra l'altro, successivamente alla strage di Bologna, successivamente alla strage del Rapido 904, successivamente alla strage degli Orgofili, propone un attentato alla Torre di Pisa e un altro tipo di terrorismo, lasciando delle siringhe sulle spiagge contaminate per contaminare i bambini. Quindi è questo il personaggio Bellini. Quindi sostanzialmente oggi già questi procuratori che insistono sulle trame nere contro Borsellino, sembra in particolare Scarpinato, sembra quasi che la vogliano buttare in caciara per non voler ammettere quello che è successo veramente. E che quindi, intanto che non c'entrano niente le trame nere nell'omicidio di Falcone e Borsellino, ma c'entrano le indagini di Falcone e Borsellino. Tant'è che poi, sempre nell'assurdo e nel surreale, salta fuori che recentemente, neanche 20 giorni fa, Scarpinato, che era procuratore generale di Palermo e oggi senatore del Movimento 5 Stelle, dichiara che sì, che è vero che furono bloccate le indagini di Borsellino, ma che il blocco delle indagini non rappresenta, siamo sempre nel surreale, non rappresenta un atto definitivo, tant'è che i bloccati nell'indagine, quindi i mafiosi bloccati in quell'indagine, furono poi condannati in altre indagini successivamente. Quindi io non so se piangere o ridere di fronte a affermazioni di questo genere. A me sembrano assurde e surreali. Quindi sostanzialmente sì è vero l'abbiamo bloccato, però sì è vero che Borsellino indagava su dei mafiosi. Cioè, e non viene fuori invece che Borsellino indagava sul discorso della cooperazione rossa, perché appunto gli affari, i piccioli li tratta non solo la mafia, ma li hanno trattati anche le cooperative rosse, soprattutto in particolar modo. È un'altra voce che è venuta fuori, noi non siamo sicuri di questa voce, però è una voce insistente. La voce insistente dice che in queste indagini c'erano indagini sul il potentissimo consorzio delle cooperative di Bologna, sulla CMN di Ravenna e sulla cooperativa di Comiso. Quindi sì, è vero, però leviamo il segreto sulle indagini di Borsellino e facciamo vedere su cosa se veramente Borsellino stava indagando anche sulle cooperative rosse, come ormai dicono da tutte le parti. Quindi questo è vero. Però su Scarpinato lasciami dire un'altra cosa che è venuta fuori oggi, ma che veniva fuori anche prima e che non è stata utilizzata neanche questa nella campagna referendaria. Uno di quegli indagati per lo Stato mafia pare essere appartenente alla famiglia Fauci, lo stesso nome
del medico che negli Stati Uniti ha fatto un po' di pasticci sui vaccini. È lo stesso nome, ma probabilmente è solo un'omonimia. Quindi nel 1992 viene bloccato Borsellino, salta fuori, ma anche su questo aspettiamo che qualcuno ci confermi o smentisca, salta fuori che Fauci, la moglie di Salvatore Fauci, che Fauci viene archiviato. Ripeto, per favore Scarpinato, confermaci questa cosa o smentiscila per favore, così se dici non è vero e poi se risulta fuori che è vero, chiaramente assume tutta un'altra rilevanza la faccenda. Lui di questa cosa non ha mai parlato ufficialmente, è andato sempre a parlarne di qua e di là, ma nessuno è riuscito a inchiodarlo da qualche parte. Anche se l'antimafia dove lui è presente, siamo sempre nel paradosso ed è surreale, anche se nell'antimafia dove lui è presente, qualcuno, la Chelani, la deputata Chelani, gliel'ha fatta chiara questa domanda e gli ha detto vieni qui davanti a risponderne. Cosa succede? Nel 92 salta in aria Borsellino, sembra archiviato questo Fauci. La moglie di Fauci nel 1996, 4 anni dopo, compra con la sua società un immobile di proprietà della famiglia Scarpinato. Un immobile che valeva meno di 300 milioni e glielo paga 690 milioni. Ripeto, l'avesse fatta Berlusconi o chiunque altro imprenditore o deputato del centrodestra, una cosa del genere, veniva fuori un finimondo, perché sembrava il pagamento di una tangente se l'avesse fatto Berlusconi. L'ha fatto Scarpinato da compravendita su cui comunque la famiglia di Scarpinato ha pagato le tasse, perché noi in Italia abbiamo tanti altri campioni che si fanno pagare favori vari, però appunto in pratica ci pagano anche le tasse perché praticamente non sono punibili. C'è stato un caso di un ex senatore della Democrazia Cristiana a Milano che si faceva fare i servizietti dalla segretaria, la segretaria appunto gli chiedeva i soldi e lui glieli dava, era una sorta di estorsione, però appunto su questa estorsione che lui appunto subiva, lui ci pagava anche le tasse, perché quando la segretaria ha tirato fuori questa storia, dice, ma quello è stato un pagamento per attività lavorative su cui ho pagato anche le tasse. Allora appunto in fondo la famiglia Scarpinato si ha acquistato, ha venduto un bene al doppio del valore, sicuramente ci ha pagato quelle che sono le tasse, per cui cosa vuoi? E quindi è tutto a posto secondo te? Soprattutto se uno appunto fa parte di una casa. No, caro mio, non funziona così. Se tu sei il giudice che sta indagando una persona e poi fai un affare con quella persona, non puoi farlo. Mi dispiace, tasse o non tasse, mi dispiace, ma non la puoi fare quella cosa. E c'è un conflitto di interessi, io sto indagando su di te, ti assolvo e poi ti archivio, quindi è come assolverti, e poi ti compro da te un immobile e tu me lo paghi più del doppio del valore? Ma secondo te è una cosa che un giudice può fare? E questo che è successo? Che cazzo c'entrano le tasse? È successa questa cosa, è successa che un giudice è entrato in affari con un indagato. Che è un filino differente, insomma. Come? È un filino differente, appunto. Direi che è un bel po' più differente. Adesso Scarpinato ci smentisca che quello era un indagato e che lui è entrato in affari con la moglie di un indagato. Per favore, Scarpinato, smentiscici questa cosa. Vabbè, il deputato Chelani, anche lei nell'antimafia, gli ha chiesto di andare a rispondere di questo in antimafia e tanti gli stanno chiedendo le dimissioni
per incompatibilità. Io sono pronto a fare una scommessa, guarda, mi gioco il ruolo di conduttore di questa trasmissione, che sicuramente non gli accadrà nulla. Se succede appunto invece il contrario, mi dimetto dalla radio e smetto di fare il giornalista. Allora tranquillamente resterai, non devi dimetterti, perché è vero che non succederà nulla, ma quello che non è successo è nella campagna referendaria. Perché non hanno parlato di questo nella campagna referendaria? Perché non hanno parlato degli 81 procuratori del sistema Palamara, vero o non vero? Perché non hanno parlato del blocco delle indagini di Borsellino? Perché non hanno parlato di un procuratore che sembra essere entrato in affari con la moglie di un indagato? Zitti, muti, per tutta la campagna referendaria, muti, si sono fatti dare praticamente del mafioso e muti. Carlo, posso e hanno perso. Perché? Carlo Persano, ascolta me, ma perché certe cose che sono accadute nel 92, nel 93, nel 94, insomma, che sono accadute decine e decine di anni fa, devono diventare argomento di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, perché appunto dopo tanti anni un giudice piglia e tira a fare queste cose, insomma. E la sentenza, perché bisogna capire perché quei giudici hanno bloccato le indagini di Borsellino. Però appunto la Cassazione bisogna indagare, bisogna trovare chi sono quei signori degli appalti, metterli sotto pressione e vedere se c'erano dei rapporti strani in corso. E perché devono passare 30, 40 anni, 50 anni prima che accada che un giudice coscienzioso ti faccia certe domande? Perché queste cose devono accadere solo in Italia? Siamo veramente una repubblica delle banane? Ascolta, io fino adesso avevo sentito il ministro Mancuso che aveva sollevato il caso. Dopo 26 anni lo sta sollevando dopo che, diciamo, varie testate, forse noi per primi, oserei dire, Mimmo, forse noi per primi abbiamo dato l'innesco a tutto questo, dopo che varie testate hanno iniziato a chiedere spiegazioni, anche un deputato dell'antimafia, finalmente Lachelani, con coraggio ha chiesto queste spiegazioni e effettivamente può essere anche che la vicenda è talmente surreale che uno stenta a crederci. Io per voler credere della buona fede di qualcuno, mi ostino a credere che qualcuno sia in buona fede, posso anche pensare che trovano talmente assurda la vicenda che dicono, ma ce la siamo sognata. Però mi sa che si tocca con mano, tant'è che, ti ripeto, ancora adesso la Cassazione ha detto andate avanti, dopo che un giudice, un procuratore molto coraggioso, il procuratore capo di Caltanissetta, titolare delle indagini sugli omicidi di Falcone e Borsellino, ha detto che le trame nere valgono come uno zero tagliato. 2 volte l'ha ripetuto. Ha detto questa è tutta fuffa, è tutto fumo buttato in giro. Ti voglio dire una cosa. E questo non è di anni fa, questo è di 2 mesi fa. Ti voglio dire una cosa, tu lo sai che la trasmissione nello Spazio Più del martedì è una trasmissione in cui si dovrebbe parlare di lavoro, infatti noi di lavoro stiamo parlando, perché per il lavoro è sia quello pulito, fatto da milioni di cittadini che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera, e sia quello anche sporco di benemerite associazioni criminali come possono essere la mafia, la camorra, l''ndrangheta o la Sacra Corona Unita. Questo appunto al martedì. Il venerdì io invece faccio una trasmissione con appartenenti alle forze dell'ordine, in particolar modo
della polizia penitenziaria. Ecco, io venerdì voglio sollevare questa domanda da fare direttamente al ministro Nordio o ai sottosegretari che appunto si occupano del trattamento dei detenuti. Come è possibile che per esempio quel Paolo Bellini che tu hai nominato prima riesca a fare dei filmati che durano un botto di tempo, tanto tempo, e a farli mandare appunto fuori? Cioè, chissà qua se li manda fuori. O se no, lui è fuori e li fa da ho fuori. letto nelle tante cose che il filmato l'ha fatto un familiare. Allora, Chi lo sa? Chi lo sa? Magari lui può uscire e li può fare. Chi lo sa? Domandalo venerdì, chi lo sa? Venerdì appunto la farò proprio direttamente a chi sta a contatto appunto col ministro e con i vari sottosegretari, perché appunto hanno fatto un bordello quando Baby Gang o qualche altro povero ragazzino sfigato si è fatto dei selfie in galera e li ha mandati fuori, e ora voglio capire appunto come è possibile che un condannato per delle stragi mafiose e che sia è la strage di Bologna. Lui è l'esecutore, è stato condannato anche in Cassazione come esecutore materiale della strage di Bologna, e facilmente è veramente lui l'autore. Sì, sicuramente non c'entra però niente. Se è lui ed è un agente del Sismi, ragazzi, qui c'è venerdì qualcuno deve dare delle risposte. Prima di collegarmi con la radio e con te, appunto, guardando i vari giornali online, mi è saltata agli occhi anche questa particolarità. Allora, appunto, non penso che sia una cosa normale, lecita comunque che un condannato del genere possa fare, quella di farsi filmare da un familiare e poi di mandare e di inondare con questi filmati. No, ma se guardi su YouTube è pieno di suoi video dal carcere, pieno, sì, fa il cavolo che vuole, ma lui, questo qua, secondo me esce quando vuole. Può essere. Se era veramente un agente del Sismi, io ho il dubbio che lui stia veramente in carcere tutto il tempo. Ho il dubbio. Questa è una domanda che io rivolgerò venerdì in particolar modo proprio a chi è in contatto col ministro, insomma, ed è una risposta che necessita non solo i nostri ascoltatori, ma a tutti gli italiani. Sai chi ha chiesto l'eutanasia? Lui ha chiesto l'eutanasia. Non c'è miglior modo per farlo sparire, e dargli una nuova identità. Vuole fottere il posto a Taranto a quelli che si sono sempre occupati di eutanasia lì. Insomma, non c'è modo migliore di sparire con una nuova identità e godersi i soldi. Anche questo è vero. Vabbè, Carlo, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Dobbiamo ringraziare gli ascoltatori per averci seguito, ricordare che se vogliono riascoltare la trasmissione possono andare sui social, sulla pagina Facebook della radio o quella anche mia personale, possono appunto risentirsi tutto. Se anche i giudici, i senatori, i politici che noi abbiamo nominato volessero sentire quello che noi abbiamo detto, ecco, possono, andando sul sito di Radio Libertà, cercando la trasmissione dello Spazio Più del martedì pomeriggio, possono riascoltarsela per intero. Così, se gli è sfuggita qualche nostra domanda, possono, riascoltandoci, centrare la meglio e darci una risposta. Va bene? Facciamo così. Bene, un saluto a tutta l'Italia surreale, a quelli che abbiamo nominato, ai surreali. Grazie Carlo Persano, grazie a Radio Libertà. Grazie a tutta la Radio Libertà che ci dà sempre il privilegio di poter parlare, diffondere quelle che sono queste notizie, e grazie per la pazienza della amata regista Sveva, a cui mando un grosso bacione, e saluto tutti quanti voi. Proseguite nell'ascolto delle trasmissioni di Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più.